L'Associazione Aquarinto è impegnata in questa manifestazione itinerante Popoli Mondo, tra cui una settimana intensa in attesa della giornata mondiale del rifugiato. Tante le iniziative che state preparando qui ad Agrigento. Sì, Popoli Mondo è una mostra di quadri e di fotografie degli artisti Rino Poni e Marcello Paternostro. È una mostra che ha girato l'Italia, è stata in Piemonte, a Torino, a Milano, a Brindisi, a Vibo Valentia e si concluderà qui ad Agrigento. Una mostra molto toccante dove avrete l'opportunità di vedere dei quadri e delle fotografie molto significative. Questi quadri saranno esposti negli uffici di Aquarinto dislocati in provincia di Agrigento e nei nostri progetti SPRAR. Mi riferisco ad Agrigento, mi riferisco a Santa Elisabetta, Realmonte, Racalmuto, Comitini, Raffadali, Racalmuto. Tutto si svolgerà nella prestigiosa cornice del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e si inizierà con un seminario alle ore 17 dove discuteremo insieme alle istituzioni, agli enti locali coinvolti e a tutti noi operatori su quello che si è fatto in tema di integrazione. Successivamente tutti i progetti SPRAR della provincia hanno elaborato dei percorsi che hanno portato a dei prodotti musicali, delle rappresentazioni, delle canzoni, delle poesie molto belle e molto toccanti. Accanto a questo ci sarà anche una performance del regista Marco Savatteri ed ecco, vi aspettiamo numerosi alla Casa San Filippo il 20 di giugno per condividere con noi e con i nostri ospiti questo momento di riflessione e di gioia. Sono presente, ci ho messo il cuore per poter ideare queste opere che mi hanno impegnato moltissimo, ma mi hanno dato anche la gioia di poterli esprimere, sicuramente anche nei temi che ufficialmente sono abbastanza forti, ma indicano chiaramente un'espressione adecente perché possano essere osservati anche dalle persone più piccole, più sensibili, anche i bambini stessi hanno modo di poter osservare la delicatezza, ma c'è l'amarezza, ma ci sono i colori che danno un passaggio di lavaggio al forte, al drammatico, insomma. E mi auguro che i miei quadri possano continuare a dare serenità, tranquillità e sicuramente riflessione. Hanno avuto questa opportunità di poter collaborare con l'Associazione Aquarinto per un progetto con collaborazione esterna, con un laboratorio didattico sulla tradizione e sui racconti della tradizione popolare dei paesi natali degli ospiti delle strutture dello SPRAR. Sarà uno spettacolo abbastanza ricco dove ci sarà anche una compartecipazione di artisti e performer locali che insieme agli utenti dei centri di Agrigento e della provincia daranno vita ad 1 ora e 30, 2 ore circa di spettacolo, proprio a testimonianza di come l'integrazione passi anche attraverso questi strumenti, attraverso l'arte, la cultura e la capacità di questi ragazzi di donarsi e di raccontare le loro esperienze attraverso l'arte, che può essere la pittura, la musica o l'arte teatrale stessa.